Non c'è alcun elemento che possa consentire di ipotizzare un'ipotesi diversa rispetto a quella che è stata inizialmente indicata come ipotesi suicidiaria. Un atto dovuto, quello della procura, indagare per omicidio il compagno della donna cingalese trovata impiccata lo scorso 2 agosto nella sua casa di Ponzano. L'iscrizione del nome del compagno nel registro degli indagati è un atto formale che permetterà alla procura di effettuare l'autopsia sul corpo. E l'iscrizione al registro degli indagati, anche a detta del pubblico ministero, è esclusivamente a garanzia della persona, del convivente, perché in questo modo, oltre a essere immediatamente assistito da un difensore, ma soprattutto potremo partecipare all'esame autoptico attraverso un nostro consulente. Nel caso durante l'esame esterno sorgessero dei dubbi, allora si potrebbe procedere ad un'autopsia. Direi che ogni ulteriore valutazione si farà dopo l'esame autoptico. La data dei funerali è ancora da decidere. Finché l'autorità giudiziaria non darà il nulla osta, non potranno essere stabilita la data delle esequie. Dubbi e smentite si accavallano in queste ore anche sull'ipotesi di una colletta per raccogliere fondi da destinare ai parenti per poter riportare la salma della donna nel paese d'origine. Certamente non corrisponde al volere della famiglia e dei familiari, che sono ben radicati in Italia e che, anche per quanto riguarda la salma della mamma, non intendono certamente portarla al di fuori del luogo.